Preferisco non parlare, io sono abituato a lavorare guardando il sodo delle questioni, non mi piacciono le polemiche, io credo che invece noi dobbiamo concentrarci su quella che è la reale dimensione del tema. C'è uno Stato che deve agire e reagire anche di fronte a condotte violenti. È ufficialmente sotto scorta il primo commento a questa notizia. Il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari lo fa dalla sua città, Padova, dove ha visitato il carcere Due Palazzi. Proprio la sua delega al trattamento dei detenuti ha fatto propendere per affidare la scorta al politico del Carroccio in relazione alle polemiche sulla battaglia del terrorista anarchico Alfredo Cospito contro il carcere duro e l'ergastolo stativo. Io credo che invece noi dobbiamo parlare semmai, di chi è Cospito, di cosa ha fatto, del perché si trova in quella condizione e quindi stabilire se è ancora utile 41 bis, cosa che io ritengo assolutamente indispensabile, e se dobbiamo combattere la violenza e come. Io penso che la violenza debba essere combattuta con fermezza. Anche a Padova, come in tante altre città italiane, sono apparse scritte a sostegno di Cospito e contro il 41 bis, le ultime solo la scorsa settimana in via Zabarella vicino alla targa che ricorda l'uccisione di Mazzola e Giralucci da parte delle BR. Da un paio di giorni a Ostellari è stata assegnata dunque l'auto blindata.